Cosa si aspetta la Regione Friuli Venezia Giulia da questo evento del 6 luglio? Ma ci aspettiamo chiaramente un grande concerto, una partecipazione di pubblico a questo evento con più presidenti, ma soprattutto la riscoperta di un'emozione che manca da tempo, no? Quella di riuscire a comprendere la tragedia di un secolo fa, e credo che l'abbinata fra il cimitero monumentale di Puglia e l'emozione che può dare Requiem di Verdi sia proprio la strategia giusta per far percepire fino in fondo questa nostra dedica in qualche modo ai morti, ai 565.000 morti del nostro fronte, e credo che Muti su questo sia proprio la scelta ideale per poter appunto rilanciare questa nuova emozione a 100 anni di distanza di una guerra che è moderna, che condiziona la nostra vita quotidiana e che però ormai dai ragazzi è percepita come una cosa lontana e che noi dobbiamo riavvicinare nella cultura. E trasmettere attraverso le note di Verdi un messaggio di pace. E trasmettere ovviamente rispetto alle note di Verdi un messaggio di pace che viene sottolineato dalla presenza di più presidenti che all'epoca rappresentavano paesi in guerra fra loro, e quindi un messaggio che veramente ricordiamo, commemoriamo una guerra, ma non nel senso di una commemorazione così storica di un evento, ma proprio come insegnamento per questo periodo di 70 anni di pace che deve durare, direi in eterno se possibile, ma sicuramente più tempo possibile. Non ci saranno solo presidenti, ma ci saranno tante orchestre, provenienti da tanti paesi di lingue, culture, religioni diverse, con tanti giovani, e questo mi sembra l'elemento più importante forse di questa iniziativa. Sì, orchestra giovanile per ricordare i giovani scomparsi, un'orchestra giovanile, quella Cherubini, affiancata da un'orchestra europea giovanile della nostra regione molto importante, con i principali musicisti di tutte le orchestre del mondo, tutti che avevano partecipato in modo diverso in questi paesi ovviamente alla guerra, quindi credo quasi 700 artisti sul palcoscenico, centinaia di coristi, quindi un evento straordinario dal punto di vista anche ovviamente artistico, accompagnato poi da tutta una serie di presenze con il Presidente della Repubblica per prima, che darà un grande significato, e siamo contenti che tra l'altro la RAI accompagnerà questo evento perché darà dimensione anche numerica alla possibilità di godere di questa situazione e di ricordare assieme a noi che saremo lì un momento importante della nostra storia.